Possesso di Spissu, poi c'è il passaggio verso Mitchell Watt che si gira, canestro difficilissimo eseguito dal 50. Derek Willis che prova a dare fastidio nel tentativo di recuperare il pallone. Allora Kwonu contro Spissu, si alza anche lui sotto pressione, come si dice in questi casi, è semplicemente più bravo. Ha degli errori anche abbastanza banali per giocatori così esperti. Ci avviciniamo alla seconda metà del primo periodo e c'è la controrisposta di Kenny Gabriel A trasformarla in 2 facili punti in contropiede. Sì, infatti Venezia ne ha perse 2, ma Brescia non se l'è fatta dire 2 volte, l'ha trasformata in punti. De Nicolao ancora! La chiave è quella che stiamo vedendo adesso, cioè la fisicità che riesce a mettere in difesa. Protezione del ferro effettuata, Tessitori non ci pensa 2 volte, terza tripla consecutiva a tramutare i 2 punti. La formazione di De Raffaele avanti di 2 lunghezze, va Della Valle sulla pressione portata da Freeman, poi Kwonu per Gabriel che si alza dalla media distanza, Moss che va ancora dal numero 25, poi Della Valle, il blocco di Cobbins che rolla a canestro, si esplora la traccia sinistra e si alza Gabriel, gran canestro sulla pressione di Tessitori. Primo ferro e Venezia che aveva rispedito al mittente i tentativi di andare verso canestro di Venezia. Gabriel ancora prima dalla media distanza, ora dalla lunga distanza. Ogni fallo dubbio chiamare un fallo antisportivo, ma questo chiaramente non è. c'erano i parametri, Assolutamente no. Freeman fino in fondo, arriva Mitchell Watt a 2 mani a inchiodare per il -1. Quarta tripla nella serata di Amedeo Della Valle. Granger, movimento di Tessitori, si va all'angolo destro per Brooks che si prende offensivamente Venezia sulle spalle. Aspettiamo un attimo e ragioniamo, 10 secondi a disposizione del vice capitano dell'Umana Reyer. Alza la parabola Mitchell Watt sulla sensibilità dei polpastrelli di Mitchell Watt, costretto a tornare indietro da Spissu, su di lui Odiasi. Jeff Brooks con spazio, tripla fondamentale questa di Jeff Brooks. Spissu 11 secondi, c'è De Nicolao, il blocco di Watt, servito ora il 50, in qualche maniera la palla giunge a Spissu, ancora dalla distanza, lo abbiamo detto, è uno di quei 14-16 al termine della partita. Kwonu per Della Valle con Venezia che non riesce ad impedire i 2 punti di Nicola Achel, non riesce però a sgusciare letteralmente Marco Spissu con il cronometro che ormai corre via, e Venezia e Brescia che non riesce a spendere quel fallo che avrebbe prolungato ulteriormente i giochi.